Beh, insomma, dire che i giovani hanno troppe opportunità forse può essere vero in alcuni casi, in tanti casi però magari non è così. La mancanza di opportunità non è solo appunto l'idea, ma è anche la capacità o la fortuna di poter attuare la propria idea e il proprio senso di direzione, insomma, la ricerca della propria traiettoria. La traiettoria è qualcosa che un po' racconto attraverso la mia storia, che è una storia sicuramente di chi parte avvantaggiato da una parte, ma che dall'altra, insomma, deve fare un percorso per scoprire il proprio personaggio, se vogliamo, no? Ed è qualcosa che si costruisce ogni giorno. Diciamo che la ricetta più importante è quella di farsi sempre tante domande, di non demordere, di guardare con coraggio avanti, di cercare di stare vicino a chi ti vuole bene e dove il bene è inteso come il metterti in condizioni di affrontare tutte le prove che devi affrontare, senza sconti, anche se magari hai qualche privilegio. Non c'è un'età precisa, di sicuro c'è un'indole che va incoraggiata fin da piccoli, di quella di essere, tra virgolette, coraggiosi. Ecco, quando lei pensa a una traiettoria, pensa più a una linea continua o una linea tratteggiata, con delle interruzioni, diciamo, dei cambi di percorso? Ma i puntini si uniscono a un certo punto, ma no, non è sicuramente una linea retta, sicuramente non è stata, la mia non lo è stata nella maniera molto evidente, insomma, in qualche maniera mi sono impegnato tutta la vita per stare lontano dall'attività di famiglia e oggi mi capita una posizione completamente diversa, ma ci si è arrivati attraverso un'esperienza e la voglia di dimostrare il proprio teorema, se vogliamo. Ogni tanto sei capito, ogni tanto non sei capito, ogni tanto sbagli, ogni tanto hai bisogno di sbagliare per rimetterti in carreggiata. Ecco, la storia di una persona, ma forse la storia di tutti. Penso che di sicuro però sia stato un turning point la decisione di scrivere questo diario, quando sono arrivato a 50 anni, fare il punto della situazione, se non altro perché mi ha permesso forse per la prima volta nella mia vita di guardare indietro e non forzarmi solo a guardare in avanti come è la mia natura e questa è stata un'opportunità forse per codificare delle cose che intuitivamente sapevo, ma che sono state un'occasione anche per me per rimetterli in ordine e in qualche maniera creare una nuova partenza.